benvenuti! Il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie del Veneto fa tappa oggi in una città davvero unica. Una città ricca di storia, di tradizione e cultura. Stiamo parlando di Mira. Sulle origini di Mira si intrecciano storia e leggenda. Secondo lo storico Tito Livio, il primo insediamento della zona fu nel 302 a.C. Effettivamente però tale data forse non sarà del tutto corretta, perché il primo vero centro abitato lo abbiamo soltanto a partire dal Medioevo. L'origine del nome è al centro del dibattito degli studiosi. La teoria più accreditata è legata al santo patrono di Mira, San Nicola. Del resto, la città ellenica Mira vide proprio i natali di questo personaggio così importante. Era anche l'arcivescovo di quella stessa città. Il nostro viaggio, per forza di cose, comincia in questa zona. Qui possiamo trovare tra i primi o forse il primo insediamento di tutta Venezia. In questo luogo sorgeva il monastero di Sant'Ilario. Un tempo il territorio era molto diverso. Qui era tutta laguna e su due dossi, in mezzo all'acqua, sorgeva il complesso monastico. Il complesso fu fondato nell'819 e grazie ai dogi Pangrazio questo complesso divenne il più importante dal punto di vista religioso ed economico della zona. E sembra che i primi dogi vennero sepolti proprio qui. Una cosa però la possiamo dire per certo: Venezia è nata anche a Mira. La frazione di Gambarare porta con sé una storia davvero molto interessante. I primi cenni storici di questa frazione risalgono al IX secolo e veniva chiamata Fossa Gambararia. Forse perché, secondo gli storici, il terreno paludoso qui era ricco di gamberi. Questo sarebbe infatti confermato dall'antico stemma del paese. Gambarare era direttamente sottoposta al doge e faceva parte del dogado. Gambarare poi era così il capoluogo di un reggimento che comprendeva altri paesi, quelli che adesso sono Malcontenta e Marghera. Il Brenta è sempre stato per i veneziani il prolungamento naturale del Canal Grande. Ecco perché lungo le rive del Brenta i patrizi veneziani costruirono le loro ville. Le raggiungevano con un battello chiamato Burchiello. Le ville venete che sorgono sulla riviera del Brenta sono un patrimonio che merita di essere visitato. Il Brenta fu protagonista di numerose e pericolose inondazioni. Una di queste, particolarmente violenta, colpì il monastero di Sant'Ilario, il monastero che abbiamo visto prima a Dogaletto, o i resti di quel monastero. I veneziani, così, nel corso degli anni, hanno cercato di apportare delle modifiche al corso di questo fiume. Una modifica molto interessante e suggestiva fu questa. Ad Oriago, lungo la via principale, che è questa, vi è una villa storica molto famosa, la Villa Moro. Un'iscrizione posta sul muro di questa villa ci rivela un particolare davvero interessante. In questa iscrizione sono riportati i versi del quinto canto del Purgatorio della Divina Commedia. Qui Dante, quando parla della storia e dell'assassinio di Jacopo del Cassero, cita e parla proprio di Oriago. Dante fa una descrizione così dettagliata di questo posto che molti studiosi hanno pensato e ipotizzato che abbia trascorso moltissimo tempo in queste zone. E chissà che Carondimonio dall'Occhi di Bragia non l'abbia conosciuto proprio qui, vedendo qualche veneziano un pochino alticcio. Il
nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie di Mira per oggi termina qui. Se vi è piaciuto fatecelo sapere. Grazie per averci seguito. A presto!